qui dal Pala Ferrarin di Breganze, pronti a trasmettere gara 10 del campionato nazionale Serie 2 Girone A, che vede la squadra di casa, il Hockey Breganze, sfidato dall'Hockey Seregno. Stefano Del Santo ancora Posito alza, e però attenzione, fallo di Enea che aveva alzato la stecca. Dal Santo al tiro, botta sul montante destro della porta, occasione, non c'entra la porta. Adesso ci pensa Cristian Costenaro, tranciato da Fiazza, e questa volta interviene Luca Lossi. Vediamo, muove palla davanti al portiere Posito, riesce all'ultimo, dopo che Reggio si era steso sulla sinistra, riesce lui, ma come un mastino Giovanni Tagliapietra gli sta addosso, non consentendo il minimo spazio. Tocco di Pasquale Enea da dietro senza guardare, incredibile, e riservarsi la possibilità di andare a conclusione. Sbaglia però, recupera palla Volpe, ancora fallo di Marco Tremolada, questa volta immediato, o se muove pallina, fischio, finta, muove palla ancora una volta, questa volta chiude in maniera perfetta Reggio, lo porta sulla sinistra, non riesce a superare Reggio. Adesso cade Agostini, si lancia Tremolada che non riesce a tirare. Rigore per il Seregno, attenzione, colpo di scena, vediamo l'esecuzione, tiro, asta, traversa, anche questa volta ne hanno colpite 3 il Breganze. Riesce a recuperare la pallina Cristian Costenaro, a trattenerla sulla propria stecca, a servire Agostini che va a conclusione perfetta di Agostini, 12,50 che se ne va sulla destra. Tocco per Pietro Agostini, c'è la stecca di Reggio, tiro di Chirino a fil di palo, rete del numero 44, rilancia per Agostini che tocca per Volpe, ancora Agostini, entra in mezzo a 2 giocatori, gli blocca lo spazio Fiazza e Chirino. Allora ancora Posito contro Reggio, tiro, pallina fermata, Reggio para anche questa conclusione. Da 3 del Breganze, riesce a servire all'indietro Cristian Costenaro a tu per tu, tocco per Posito che il portiere sbilanciato riesce a trovare lo spazio giusto, e Posito che segna 2 volte, sbaglia l'appoggio su Agostini, deve ripiegare immediatamente. Luca Tremolada va al tiro, para Giuseppe Tagliapietra ed è rigore, tocco di braccio, attenzione, tiro, parata di Giuseppe Tagliapietra a mettere la parola fine. Acquisisce la palla Marco Tremolada, esce il portiere, uomo in più, se ne accaparra per un attimo il Breganze, tiro di Pietro Agostini, ruba palla a Chirino e da centropista dirige direttamente in porta, assestando il colpo.